Salve a tutti e ben ritrovati, siamo al terzo appuntamento con il nostro ospite Mario Arnaldi, che vado subito a salutare. Ciao Mario. Ciao. Corriamo sempre, andiamo sempre di fretta, ma perché ci sono talmente tante di quelle cose da dire che ci vorrebbe non una settimana ma 3, credo, neanche. Torniamo a noi. Abbiamo parlato un po' delle tue esperienze, dei tuoi studi, si può dire della tua idea rispetto a certa arte, a certo modo di farla, a certo modo di insegnarla, e questo è chiaro e non vorrei ripeterlo altrimenti non arriviamo a dire altro. Vorrei invece partire subito da ciò che abbiamo alle spalle e vorrei che partissi tu a parlarmene. Sì. Questo quadro si chiama Arianna torna a casa. Anche nei titoli, cioè nei titoli, nei nomi che tu dai ai tuoi dipinti, mi sembra che il titolo del dipinto sia fondamentale. È fondamentale, sì. Non metto mai titoli che devianti. Arianna torna a casa? Sì, Arianna torna a casa ha un significato ben preciso. Diciamo che ci sono due elementi qua che mi affascinano in particolar modo. Sì. Uno è il labirinto. E il labirinto è un elemento comune che affascina tantissime persone, a dire la verità. Nel mio caso non è un elemento per perdersi, Okay. ma un elemento per trovarsi. Ok. E tant'è che Arianna, noi la vediamo qui accoccolata, accovacciata in una posizione fetale, per cui è come se in realtà al centro del labirinto, non è persa all'interno del labirinto. No, perché sono tutti labirinti Esatto. univia, come si facevano una volta in epoca romana. Non sono labirinti come quelli che troviamo sulle settimane di mistica, che arriva a un punto dove ci insucchiamo e non riusciamo più ad uscire fuori. Ma se noi seguiamo la strada, è solo una strada lunga, contorta, ma porta sempre al centro. Senti, quanto tempo ci hai messo per realizzare il labirinto? Domanda, curiosità. Tanto. Ok. Sì, di solito per fare un quadro mi ci vogliono... Così hai provato a fare... No, è tutto stato importa. costruito, tutto stato questo geometricamente, la geometria è importante. Certo. È un ottagono ben preciso. La scritta intorno alla parte centrale del labirinto che dice Hic est labyrinthus anime me, quindi chiarisce un fatto, qui stiamo parlando di me, stiamo parlando di ciò che... Questa è un'opera, come intendo dire io, cioè dove si parla di me, dove si parla di quella parte di me che di solito tengo segreta, di solito tengo nascosta, ma non perché non voglio farla sapere ad altri, tant'è vero che poi la mostro sui quadri, ma piuttosto perché dentro ognuno di noi c'è una parte nascosta che è sacra, che è pura, che è intonsa, che è senza macchia. E il solo parlarne, intanto non riusciamo a descriverla, e se solo cerchiamo di descriverla la sporchiamo. Di conseguenza io con l'arte cerco di mostrarla in modo silenzioso, in modo che ognuno possa fermarsi e ritrovarla anche dentro se stesso. Per quello che non amo molto le persone frettolose nelle gallerie d'arte. Mi hanno offerto di solito a volte esposizioni dentro i ristoranti, ma nel ristorante si va per mangiare, non si va per guardare l'arte. Quando si va in una galleria d'arte, se l'opera è importante, se l'artista sa fare delle cose belle, bisogna avere il tempo da perdere su ogni quadro. Non amo chi viene in una mia mostra e mi dice questo cosa significa e questo perché l'hai fatto. Non devo dare spiegazioni, devi perdere tu del tempo. Se non hai tempo da perdere, non hai tempo da stare qui in questa galleria. Devi andare da un'altra parte, devi andare in discoteca, devi andare a fare quello che vuoi. Qui si deve perdere del tempo, perché bisogna ritrovare quella parte interiore dentro noi stessi. L'arte per me, oggi, è fin troppo del momento. Ci sono artisti che dipingono, per carità, si può fare, parlo solo per me, dipingono una situazione del momento, un problema del momento, ma una volta che questo problema è passato,
quel quadro non ha più significato, quell'opera non ha più significato. Mentre quando noi leggiamo oggi la Divina Commedia, troviamo ancora significati che sono identici a oggi, gli stessi politici malfattori, gli stessi... Dice esattamente la verità, perché è vero che oggi l'arte contemporanea si ferma, gli artisti oggi si fermano a esporre il problema. Sì. L'arte di oggi è un'arte, tra virgolette, riflessiva, ma non riflessiva, Sì. È un'arte che... Riflette come uno specchio. Esatto, è un'arte che porta a riflettere sul problema del momento, sulla condizione del momento. Però, secondo me, se un artista, e ci sono gli artisti oggi, deve andare oltre, cioè deve essere precursore della cosa che sta riflettendo, cioè deve riflettere qualcosa che ancora non c'è. Io non ho questa capacità, però ho la capacità di poter mostrare un qualche cosa che ci sarà sempre e che è quel posto dentro di noi. Allora quel posto dentro di me cerco di indagarlo, di mostrarlo nel miglior modo che posso, utilizzando dei modi per non dirlo esplicitamente, perché quando lo dici esplicitamente già lo finisci, lo chiudi dentro una scatoletta, dentro un'etichetta. In realtà questo posto è infinito. È quel posto, come in questo caso qui, questo utero materno, da dove noi siamo venuti fuori, dove stavamo bene, dove c'era silenzio, come quando noi andiamo al mare, andiamo sott'acqua, nel momento che siamo fuori con la testa sentiamo tutto il chiacchiericcio delle persone che giocano a palla, che sono sulla spiaggia, che nuotano, che fanno splash, 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 splash. Come mettiamo la testa sott'acqua sentiamo soltanto un silenzio e soltanto certi rumori che produciamo noi muovendo l'acqua o in qualche altra maniera, buttando un sasso sott'acqua, eccetera. Quel silenzio lì è un silenzio amniotico in cui noi vivevamo e in cui in un certo senso potremmo tornare. Arianna torna a casa, infatti questo labirinto è come se fosse un pavimento, non ha muri, lei potrebbe andare via ovunque, in qualsiasi momento, il filo si è spezzato ma non è persa, in realtà è come se l'avesse spezzato lei, finalmente sono tornata dove c'è quella pace, finalmente sono tornata dove ci sono veramente io. Io, esatto. Ecco, questo più o meno vuole dire. È molto bello quello che hai detto e ti ringrazio. So che appunto per il discorso che dicevi prima, gli artisti non amano mai descrivere i propri quadri perché hanno sempre la sensazione di ridurli a minimo, no? Ah, ok, non pensavo fosse un'altra cosa, ma perché la sensazione di sentirsi nudi, e quello è vero in effetti. Vabbè, anche e soprattutto, però ti ringrazio, ovviamente in un contesto come quello televisivo è chiaro che mi piacerebbe che ci fosse molto tempo per contemplare e dedicare un momento di riflessione, purtroppo non ce n'è e quindi ti devo chiedere di sviscerare determinate cose. Passiamo ad un altro aspetto del tuo lavoro, interessantissimo, perché mi ha colpito molto. Tu ad un certo punto ti dedichi alla gnomonica, che adesso spiegheremo cos'è, inizi uno studio approfondito che, come ti ho detto io, ecco, questo è uno degli orologi solari che si riferiscono alla scienza, quindi alla gnomonica in particolare, che è una scienza complicatissima, cioè ti dicevo, io ho visto il tuo sito, ho visto un po' di grafici, di numeri, però tu vi hai dedicato un sacco di tempo, sei diventato uno dei maggiori esperti a quanto pare. Di gnomonica antica medievale. Gnomonica contemporanea occorre essere dei grandi matematici. Ho la fortuna di conoscere amici grandi matematici. Però facciamo una cosa, spieghiamo un attimo per chi non lo sapesse chi è cos'è la gnomonica. La gnomonica, sì, esatto, non è lo studio dei puffi, ma è lo studio degli orologi solari, detta anche sciaterica dal greco, studio delle ombre, perché tutto si basa sull'apice di uno stilo, di un ferro, che è il vero gnomone, il punto finale, e che getta la sua ombra su un piano che ha delle linee che sezionano tutta la parte di giorno che illumina quel quadro nel senso di piano, in più parti che sono le cosiddette ore.
è una questione di proiezioni e di posizioni astronomiche del Sole. E quindi tu l'hai studiato e hai riportato questi studi nell'arte, perché hai cominciato a realizzare questi orologi solari, queste meridiane. Sì. Diciamo che tutto è nato sempre con Tonino Guerra. Bene. Tonino Guerra era tornato da un viaggio in Russia e eravamo a casa sua, a Sant'Arcangelo all'epoca, e mi disse: mi piacerebbe fare delle meridiane, il meridiano è un termine improprio però per capirci, delle meridiane su appennabilli. E mi fece vedere una diapositiva di un orologio solare che lui aveva scattato in Georgia. E da lì accese il mio desiderio, perché in realtà al mio paese ce ne sono, che è un paese molto piccolo, Taggia, ce ne sono, se non mi ricordo male, ho scritto anche un libro su quelli, adesso 13 o 14. Sono tanti per un piccolo paese così. Tutti gli orologi solari che io ho visto fin da bambino e che imitavo quando mio papà faceva lo stuccatore, lavorava nei cantieri, che all'epoca le impalcature erano fatte di legno, ancora dai carpentieri, cioè quelli che lavoravano nel legno. Su questi pali di legno io piantavo questi chiodoni lunghissimi che servivano per montare su queste impalcature e poi tracciavo le ore, ma così, a casaccio, facevo degli orologi solari inventati. Quindi era una cosa che era già nel mio DNA. Quando Tonino buttò lì questo sassolino, quasi in maniera così detta, così tanto per dire qualche cosa, io dissi che, beh, Tonino, mi posso informare io, posso interessarmi io. Fatto qualche strana, a proposito appunto di astronomia, qualche strana congiunzione astrale nel cielo, fece sì che dopo decenni di silenzio gnomonico editoriale in Italia, un libro venisse pubblicato proprio in quei giorni. Ed era il libro di René Rohr, Meridiane, della Ulisse, che è stato la mia Bibbia finché poi non ho imparato ad andare avanti. Ce l'ho ancora, è tutto consumato, tutto sporco delle mie mani, i libri tutto segnato, ma è quello che mi ha dato il là. E da lì ho incominciato a studiarle, ho conosciuto un gnomonista molto bravo di Bologna che mi ha fatto da maestro, sono entrato nel giro degli gnomonisti italiani ed è stato un... E sei diventato uno dei maggiori esperti della gnomonica medievale. Quello è stato un caso, anche quello. Beh, quella contemporanea, cosa cambia? Scusami se no, non cambia nulla in realtà, perché le leggi astronomiche sono sempre quelle. Sono sempre quelle. È che quella medievale, secondo me, è molto affascinante, in quanto è un campo molto poco studiato. Si è sempre relegato nei libri di gnomonica a un capitoletto o due e di solito sempre in maniera molto standardizzata, preso da vecchi studi pionieristici che facevano gli inglesi nell'Ottocento. In realtà c'era molto, ma molto di più da sapere, perché il Medioevo non è stata quell'epoca buia che tutti ci hanno descritto. Per la scienza sì, sicuramente, però lo sforzo che i monaci e gli studiosi comunque medievali mettevano per raggiungere una conoscenza che era stata perduta è enorme rispetto a quello che potremmo metterci oggi con le conoscenze già di base che abbiamo. Quindi io non lo vedo un periodo buio, soprattutto nell'arte. Quando noi guardiamo i libri illuminati, per esempio una fortuna meravigliosa è stata quella di poter andare alla Trinity College e vedere il Book of Kells. C'è una processione infinita, in fila indiana si va per vedere queste 2 pagine aperte sotto una teca, ma solo vedere quelle 2 pagine lì, che sono solo 2 delle tantissime pagine meravigliose di quel libro, che si dice l'abbiano fatto gli angeli, è qualcosa che rimane nell'anima, perché i colori, la bellezza dei colori, la precisione delle linee, la fantasia più sfrenata che c'è in questi intrecci, di queste lettere capitali, di queste illustrazioni. Sembra non essere terreno, è vero. È qualcosa di spaventoso, sì, per cui io non riesco a vedere buio in una lettera capitale in un manoscritto medievale. È una cosa bellissima, è una fantasia che sicuramente non ha niente a che vedere con la ritrattistica romana, non ha niente a che vedere col Rinascimento, sicuramente no,
ma non ha nulla di buio. Di buio. Va bene Mario, io anche per oggi termino qui, ti ringrazio sempre, saluto il nostro pubblico, grazie per averci seguito, ci vediamo domani sempre con Mario Arnaldi, ciao a tutti.